Eccoci tornati nuovamente in collegamento con il Modà di Salvo Figura qui a Siracusa in Viale Terracati e proseguiamo la nostra bella chiacchierata. Annibale, ci eravamo lasciati prima della pausa riservata ai comunicati commerciali, ci eravamo lasciati con una domanda in sospeso. Intanto arriva il caffè, è un caffè, senti il profumo, grazie Sabrina, sempre gentilissima. Puoi prendere tranquillamente il caffè mentre ripetiamo la domanda a beneficio dei nostri telespettatori. Ci puoi anticipare qualcosa sulle prossime mostre che andrete a realizzare? Ormai siamo condizionati da questa esperienza nuova per noi, ma veramente elettrizzante. Quindi abbiamo attraversato l'oceano andando a recuperare attraverso internet Lippi, un artista di origini italiane, e stanno nascendo possibilità che i nostri artisti, noi come sai siamo un'associazione che raggruppa una trentina di artisti di diversa provenienza, ci sono siracusani, catanesi, romani, lombardi, perché no, una vasta gamma. Quindi, ma c'è una mostra ideale, Annibale? Abbiamo puntato sull'Argentina, ovviamente questo amico che è diventato nostro amico ci sta stimolando a spostarci verso il continente latinoamericano. Però ovviamente abbiamo le radici sia qui a Siracusa e nel sud-est, di cui io sono innamorato perso. Non più Siracusa, il sud-est ormai. Tu sai che ormai si deve parlare per aree ed è giusto, perché la cultura non viaggia solo all'interno delle mura di una città, ma si deve comunque allargare in un'area più vasta. L'Europa ci ha ormai definito. Sicuramente, però noi continuiamo sempre ovviamente a tifare per la nostra città, ognuno per la propria città. Siamo sempre qui presenti. Senti, c'è una mostra ideale che sogni o auspichi di organizzare in futuro legato per esempio alle tematiche per esempio della emigrazione? Assolutamente, siamo sempre su questa direzione, siamo sempre in questa direzione e pensiamo appunto, vedi, non ci muoviamo da qui, di muoverci sempre di più appunto al di là delle mura siracusane, puntando molto sulle energie di questi giovani che stanno crescendo nel sud-est, solo che li dobbiamo afferrare per il collo prima che se ne vadano, prima che portino le loro energie fuori, quindi dobbiamo creare delle opportunità. Noi siamo qui, siamo presenti sul territorio, siamo sempre vivi, abbiamo non più una sede come spazio, ma tu lo sai che ormai si viaggia su internet, quindi ormai le gallerie, i luoghi espositivi, i luoghi per incontrarsi molto spesso sono, va bene, il Modà, ma sono anche internet, Dobbiamo riuscire a fare convivere le esperienze dei due ambiti diversi. Nel corso della prima parte tu ci hai comunicato che Iano Sicura e Franco Lippi si sono incontrati attraverso i social network. Tu come li hai conosciuti? Io conoscevo, Iano Sicura è nostro socio da tanti anni, brutta la parola socio, è nostro amico, è un artista che abbiamo cercato di valorizzare quando lui è rientrato dalla Germania e ancora non sapeva bene qui come muoversi, quindi un grande bagaglio di esperienza, anche un successo perché ha venduto moltissimo in Germania, banche, ha esposto in Romania, aveva un curriculum di tutto rispetto. Ma poi qui a Canicattini, a Siracusa, c'era il problema di inserirlo in un'organizzazione dei progetti, diciamo, di respiro più ampio, come si dice. Lippi ho imparato a conoscerlo adesso, l'ultimo, ti dico solo una battuta, dai colloqui con lui ho imparato qualche cosa sull'Argentina, il carattere dell'argentino che possiamo stigmatizzare con una battuta, che trovo bellissima. Loro dicono in America Latina, non gli argentini, che i messicani discendono dai Maya, i peruviani discendono dagli Incas e gli argentini discendono dalle navi. Lo trovo bellissimo questa cosa. Trovo veramente la caratteristica dello spirito del popolo argentino, questo viaggiare e sognare di ritornare in patria. Noi siamo stati un po' il viatico, la nave ideale, l'aereo ideale italiani, per anzi portare li salutiamo. Il nonno era italiano, il papà il fotografo e lui è un artista e impazzito. Lo stiamo scoprendo, Annibale, tu sei uno che parla molto bene e soprattutto senza peli sulla lingua, quindi desidero conoscere da te un'impressione sul panorama odierno dell'arte contemporanea. Ci vuole qui. Tu poco fa hai voluto glissare, ma in realtà desidero che tu mi dica la tua. Dai. Ma molto in sintesi, noi amiamo ancora l'artista
che lavora con le proprie mani, che si sporca le mani, che vive nel contatto sensibile, sensuale, amorevole con la propria opera. Purtroppo dobbiamo fare purtroppo o meno male, non lo so, cioè internet ci porta anche in questa direzione, verso il virtuale. Il mondo dell'arte si è sempre più staccato dall'opera. Oggi esiste il progetto, l'artista fa il progetto. Sì, d'accordo, ma te lo dico da persona del segno della Vergine, che ama il progetto ma non perché lo vede solo sulla carta, lo deve vedere realizzato, te lo dico così. È veramente molto spesso deludente vedere quante persone, quanti artisti anche molto validi abbandonano, no, la materia per una concettualità che, privata del valore emotivo, diventa, secondo noi, a questo punto secondo una parte importante anche degli artisti e dei critici di arte contemporanea oggi, diventa fumosa, si perde nel nulla. Velocemente ci ricordi le altre città dove porterete la vostra mostra? Sì. E soprattutto poi si concluderà in Argentina. Innanzitutto abbiamo trovato un'ottima, avevamo la possibilità di farla a Roma questa mostra, ma abbiamo preferito, noi siamo una realtà siracusana e poi cosa di meno veramente, Siracusa rispetto, non mettiamo vicino il diavolo nell'acqua santa, però sappiamo e amiamo tanto Siracusa e sappiamo che poteva essere l'input ideale e lo è stato in questo percorso alla Galleria Montevergine, uno spazio stupendo, bellissimo, con un allestimento molto bello. La mostra andrà subito a Trapani, a giugno, il prossimo giugno andrà a Trapani, Museo di San Rocco, Liborio Palmeri, desidero veramente, il responsabile cultura della diocesi trapanese, arte contemporanea come arte sacra, le radici dell'arte contemporanea nell'arte sacra. Bellissimo progetto, e poi la mostra varcherà l'oceano. In settembre, cioè nella primavera argentina, saremo a Buenos Aires. E a novembre? Il più grande museo, Edoardo Sivori, uno dei più grandi musei. E poi a novembre a La Plata, una città che è una cittadina sul Rio della Plata, che ha un bellissimo museo che si chiama MACLA, Museo di arte latinoamericana, e ospiterà e si chiuderà questo progetto e sarà un viatico per altri comunque. Annibale Vanetti, abbiamo il tempo per un'ultima domanda. Ti prego, sei stato sincero fino adesso ed è una domanda che volevo farti in apertura di trasmissione, però l'ho riservata proprio al termine. È questa: tu sei un uomo che vive d'arte, perché lo si intuisce, lo si percepisce, è palpabile. E vivere d'arte per te, ti chiedo, è un appagamento intellettuale oppure è un appagamento estetico? Una sofferenza, sì. Una vera e propria, ma d'altronde molti dicono che la poesia, l'arte, così come la musica vera, nascono da una sofferenza interiore. Io non parlerei di sofferenza, parlerei di conflitti, di contrasti, così come è stato per la nascita di questa mostra, mettere ordine nel caos, formalmente. Il nostro destino di uomini e quindi di artisti soprattutto è quello di cercare di costruire qualcosa di solido anche in arte, utilizzare la poesia, utilizzare tutti gli strumenti appunto dell'arte per cercare con la mente di afferrare il caos che viviamo e abitiamo e con cui dobbiamo convivere in qualche modo. È questo che credo ci faccia uomini, di trovare una via per percorrere fermare e bloccare questo caos che ci anima e ci governa. In bocca al lupo per tutte le vostre future attività. Ricordatevi che Telecittà è sempre a vostra disposizione. Grazie. Per qualunque vostra iniziativa. Ringraziamo Annibale Vanetti e ringraziamo anche voi, amici telespettatori, per averci seguito fin qui. Vi ricordo gli appuntamenti dal lunedì al sabato con Pausa Caffè. Grazie, arrivederci.